La me bella Verona, una bellissima città, la diventa ancora più bella per la solidarietà. Tutti quanti una volta abbiamo fatto colazione in pasticceria da Flego, sgranocchiando un macaron. Ma dentro a tanta storia che è un passato sorprendente. Deci, prima del successo, s'accatado senza niente. Solo nel 92, quando Giorgio l'ha deciso di andare dai pasticceri a sentarsi in paradiso, è restato sua moglie dentro al negozietto e il bancone che un di prima e le risultava un poco stretto, de colpo le diventa un deserto, una piazza, perché sconsolati i dipendenti li s'aveva licenziato in massa. Ma la moglie con decisione lascia l'iniziativa, la bottega in ogni caso la gavea da restar viva. E così i pasticceri delle botteghe lì vicino che slungava dolci e paste per continuare il suo cammin. E grazie all'aiuto e alla solidarietà, se può Flego coi pasticceri, de tutto i sa inventare. Una volta addirittura, per una torta de matrimonio, per un penno è scoppiato un enorme pandemonio. Una torta alta, grande, un lavorasso da realizzare, tanto che dalla porta o dalla finestra non la riusciva a passare. A poche ore dal matrimonio, tra la rabbia e lo scoramento, scartà l'ipotesi di buttar giù la casa e accava su il serramento. È così che ha deciso di farsi un capanon, un laboratorio bello grande per ogni occasione. E da lì torte e pasticcini esse in grande quantità per deliziare i palati di tutta quanta la città.